qua, che fa rima. No, adesso... Secondo, così è stato recentemente denominato il parco di via San Pio X. Vabbè. Avanti, Brunello. La signora dopo, come ti chiami? Ti scegli un legale qua. Non ancora tirare fuori i foulard, che sei che i foulard, aspetta. Esisteva un tempo vicino alla chiesa di San Girolamo. No. Ha a che fare con i barcaioli. Ciao. Ho assistito a che fare con i barcaioli comincia a partire. Sto facendo le riprese, come al solito. Sempre l'operatore. Barcaioli cosa fanno? Si potete mandare quell'email. Chi è che ha indovinato? Ecco il signore qua, dopo sceglie il premio. Ecco qua. Forse c'hanno un blocco, allora aspettavo adesso di mandarla. 4. La via che attualmente delimita l'area del Castelnuovo. Tutti gli indirizzi. Devo farla prima. Bravissima. Ciao signora, via, non premi, dopo il partito. Via Spalti. Dopo 5 spettano rigogliosi fino al 6° piano del parco di via San Pio X. Diventare collaboratore. Bravissimo. Lo sai che ho avuto un incarico. Chi è che ha vinto? Non dico quale giornale, però è un giornale abbastanza importante. Sono entrando qui, insomma. Dove stava Plaza? 6, 9, Che fai? No, tutto l'incarico. Così era detto il cammino dei soldati sulle mura del Castelnuovo. Cioè solo domani mattina se riesco alle 7:30, alle 8. Perché ci vado ogni anno, no? E infatti se ci vado vado lì, poi vado in montagna, c'è una mia amica. C'è una D e una N, 6 lettere. Lei lavora da quelle parti. 7 lettere. E poi da lì a Milano. Ronda. Sembra Gatito ronda e ti ha scritto sbagliato. Tentativo di 6 che 2009 provate. Di ronda. Di ronda. Allora, 7, così appariva ai forestieri la torre Vittoria del 700, che già era praticamente, forse c'è ancora in fondazione, di Serpacinotti all'angolo degli asfalti. Una cosa imponente, tipo imponente, importante. Così appariva, se difficile sta domanda. Un aggettivo sinonimo di imponente. Poi io ho preso, venendo qua, il 2031, ho preso un treno dopo quello che ho pagato 26,50 che avevo già pagato, più 8 euro comincia con la lettera? ho fatto la prenotazione a bordo, la lettera 32,50 euro. Sono circa oramai. Tipo importante. Possiamo dopo, hai lavorato indenne. Dai, risparmiamo un premio dello schermo nuovo. Oh, dai, ricordi. Ho sbagliato. Insigne. Insigne. Ma quasi era un pilone. Non sono state le devastazioni della Lega di Cambrai nel 1513, quando chi sei venuto qua e ha distrutto tutto. Non sono state bravissimo. come? Rovinose. Ti capito te? Chi sei che? Devastazione rovinose Sei un genio? per antonomasia, devastazione rovinosa. Io dei parole incrociate? No, era collocato un tempo nei locali della provvederia, di fronte al municipio. No, insieme ai dati. Archivio di fronte al comune. Archivio. Bravissimo. Chi vuole il premio cattivi? No, io uccido. No, te dai questo qua, c'è una che sa. Guarda che sei fullardi. Guarda che bei, c'è nuovi i fullar nuovi. Guarda chi si è io torsi i premi Stefano, sta attento. Così era chiamata Torre Vittoria. Però che ho sentito che prima una roba grande, una torre grande, che
una roba del genere. Come? I veneziani. I veneziani? Questo non bevo, grazie. Loro? Molto meglio, anche perché dal 26. Dopo. Antica forma di 11, antica forma di affitto. Balzello. Balzello? No, Balzello di una È tassa. una tassa, sì. Gabella. Ci vediamo. Come ti fa sempre? Come li fai? Qua che siete te cultura. Livello. Livello. Devo andare sul vocabolario veneziano e inglese. Come c'è scritto? 12 antica torre mestrina demolita nel 1876. Belfredo. Dica Fredo. Sa Cristina. Belfredo, sa. 13. A questo santo è intitolata la chiesa di via Manin. Rocco. Chi ne sa il primo di noi? Non voglio neanche cosa ha detto. Che una carriola per dove dire. No, guarda, non sono ancora. 14. Questa è difficile. Hanno gestito la chiesa di San Girolamo dal 1658 al 1860. Farisei. È un sinonimo di confratello. Che stava a Farisei. Passa difficile. Un altro più dopo. Cosa sei? Fragli, scuole, confraternite o fragli. Fragli e fratelli. 15. Il santo festeggiato il 6 dicembre dei Barcaioli Mestrini. Devo festeggiare recentemente il 6 dicembre che c'è cos'è? I Barcaioli. San Nicola. Anche il mio premio ora. Posso prendere? Santa Claus diceva a Bolzano. 16. Il podestà mestrino che emanò una norma per il controllo del livello del... Sorzi! Che bravo! Non vale. Sa tutto. Che ha suggerito prima. E che c'era su ogni mulino una pietra che identificava appunto il livello, si chiamava pietra torta. Ma lo sapeva Bruneo questo. Bruneo Gigio, no? Che vive su Il perimetro del Castelnuovo di Mestre. Lo sai che significa? No, tutti intorno a... Parcheggi. Bravissimo. Fossato. Fossato, basta. Perché se tutta la famiglia che c'è poi i premi, 3 premi che si fa. Che imbroglio. Parcheggio. 18 apparirà ai mestrini quando verranno demolita Porta del San Quando verrà Lorenzo. demolita Celana, Porta di San Lorenzo. Porta di San Lorenzo. Quelli che ha vinto qualcosa, vedi qua, chi che non ha già ciapà, e sceglie qualcosa. Questo è un libro di cucina facile. Abbiamo deciso. Non verrà più buttato giù, ma se per caso il Consiglio Comunale arrivasse in ritardo rispetto alle ruspe di Guaraldo, Mittia, scusa, se per caso quella delibera del Consiglio Comunale arriva il giorno dopo delle ruspe di Guaraldo, noi invece andiamo tutti lì dentro il giardino e impediamo che comincino i lavori. Siccome aveva paura Marinese che facessimo sta roba, deve essere sicuro che lo facciamo, non che forse lo fanno, è proprio sicuro che andiamo lì e non lavora. Lo abbiamo detto prima a Marinese che era lì sulla porta e Totino ti lavori e ha detto e ora vado via da Mestre. Bravo, bravo. Basta, chiusa qua. Gagno ha detto che se riceve intercettazioni telefoniche va via dall'Italia. E ora via sotto!